sono il dottor Alessandro Galan e sono il direttore dell'unità operativa complessa di oculistica dell'ospedale Sant'Antonio dell'azienda universitaria ospedaliera di Padova. Il trapianto di cornea non ha subito grandissime evoluzioni dai tempi di Charlot degli anni 50. In realtà si fa ancora il trapianto di cornea molto spesso di tutto lo spessore corneale. Le novità quali sono? Sono quelle che noi cerchiamo adesso di cambiare solo la parte malata di questa cornea e spesso questa parte malata è solo uno straterello molto sottile interno a questa cornea che si ammala per varie patologie e non funziona più, quindi non consente più a questa cornea di essere trasparente, che è la sua funzione principale. La novità principale di questi tempi è la sostituzione di questo straterello o con uno straterello spesso o con uno straterello invece solo endoteliale. Ricordo che endoteliale vuol dire solo delle cellule che rivestono la superficie interna della cornea, che è quella che ci consente di vedere. Adesso l'ultima novità che stiamo studiando insieme alla Banca degli Occhi è la possibilità di inserire solo queste cellule, quindi non uno strato, ma solo le cellule che aderendo alla cornea malata la rendono sana. E questa è una novità che se ci riesce ci darà grandi soddisfazioni per la semplicità dell'intervento e per i risultati ipotizzabili. Tra l'altro questo sistema ci consente di replicare le cellule endoteliali e quindi con un solo donatore ipoteticamente fare centinaia di trapianti di cornea. Ridare la vista ai pazienti pediatrici è una delle cose più importanti forse dell'oculistica, perché abituati a trattare prevalentemente pazienti anziani, quando ci ritroviamo un bambino piccolo o piccolissimo, capiamo la responsabilità enorme che abbiamo nell'evoluzione della sua vita. I problemi principali per cui noi dobbiamo fare qualcosa per ridare la vista ai bambini sono in genere patologie come il glaucoma o la cataratta congenita. La cataratta congenita è una patologia per cui il bambino nasce già con la cataratta, cioè con il suo cristallino opaco. Questo dipende da tanti fattori, ma non ultimo da virus o da una condizione genetica familiare o del bambino stesso come mutazione. Noi abbiamo la possibilità di cambiare questo cristallino opaco e quindi ridare la vista a questi bambini. Sono interventi estremamente diversi dall'intervento di cataratta nell'adulto e consentono un recupero della visione che non è mai il 100%, è sempre un qualcosa di meno che però consente la visione al paziente, che è capace di condurre una vita normale una volta anche operato. La maculopatia è la sfida dei nostri ultimi anni. È una patologia che praticamente prende per il 99% pazienti in età senile, riducendo addirittura delle volte abolendo la loro capacità visiva. È una malattia ad impatto sociale estremamente elevato e negli ultimi anni sono finalmente comparsi dei farmaci per poterla curare. Attenzione, ho detto curare, non guarire, perché non conoscendo le fini cause che conducono alla maculopatia possiamo solo rallentarne il processo evolutivo. E questo lo facciamo con dei farmaci che vengono iniettati direttamente all'interno dell'occhio. Vengono iniettati con una siringa, un microago, ed è una cosa che ormai è diventata abbastanza di routine. Nel nostro ospedale vengono fatte più di 7.000 iniezioni all'anno di questi farmaci che riducono la progressione della malattia. Le novità sono che di questi farmaci ne compaiono continuamente,
costano sempre meno e sono sempre più efficaci. Questo in rapporto a un inizio di queste cure delle maculopatie piuttosto difficile, usando dei farmaci che erano indirizzati verso la cura del cancro del colon. Abbiamo visto che riducevano la vascolarizzazione e questa vascolarizzazione è quella che produce il danno della maculopatia. Quindi buoni orizzonti, non ancora nulla di perfettamente aderente a quelle che sarebbero le nostre speranze, però qualcosa si sta facendo e si aiutano molto questi pazienti che altrimenti non avrebbero nessun'altra possibilità di cura e di guarigione.